Era alla guida con un tasso alcolemico praticamente da coma etilico, 3,70. L'uomo, 57 anni residente a Vittorio Veneto, era al volante di un furgone quando nei pressi del centro vittoriese è uscito di strada finendo la corsa contro un vigneto. All'uomo, che era ricorso alle cure dei sanitari per essere medicato, era stato riscontrato un valore 7 volte superiore al limite consentito al momento dell'incidente. Sinistro che poteva avere conseguenze ben più gravi se l'autista avesse invaso la corsia opposta o avesse travolto pedoni e ciclisti. Fra l'altro, al 57enne era stata già ritirata la patente 10 giorni prima della fuoriuscita autonoma perché trovato in un precedente controllo sempre alla guida in stato di ebbrezza. Nonostante tutto, l'uomo aveva continuato a bere e a guidare. Ora è stato denunciato dai carabinieri che continuano i controlli su strada per arginare il fenomeno degli incidenti stradali e la guida in stato di ebbrezza. La notte scorsa, intorno alle 2:30, a Valdobbiadene è stato affermato e denunciato un 55enne di origini macedoni. L'uomo è stato sottoposto ad accertamento alcolemico con etilometro. Il tasso riscontrato era pari a 1,95, patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Ed ancora, nella nottata tra venerdì e sabato, a Casale sul Sile, i carabinieri della locale stazione hanno proceduto in via Nuova Trevigiana al controllo di un 64enne che, alla guida della propria autovettura, è stato riscontrato positivo all'alcol test con un tasso pari a 0,89. Anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida.